Ed è tutto, gentili telespettatori, per quanto riguarda la pagina dedicata al Friuli e la sua provincia. La linea passa immediatamente al collega Paolo Zeriali a Portogruaro per notizie, approfondimenti e servizi dall'Alto Adriatico. Ora però restiamo in qualche modo nel campo trasporti con l'assessore alla mobilità della provincia di Venezia, appunto Emanuele Prataviera. Che ne pensa di questa polemica sulla bippatura? Ma io credo che sia una non polemica, credo che sia più una constatazione di un disagio che possono provare dei cittadini che devono semplicemente obliterare il proprio biglietto. Adesso si dice bippare perché si lavora con dei chip, ma di fatto è la stessa operazione. Credo che sia giusto e doveroso, soprattutto in un momento in cui ci sono i tagli nei trasporti, sapere esattamente quanti cittadini usufruiscono dei trasporti pubblici, anche in una ottica di pianificazione degli investimenti. È necessario anche con l'assessore ai trasporti della provincia di Venezia, Grandolfo, abbiamo fatto questo ragionamento in giunta, sapere quanti cittadini usano il servizio in ambito urbano e in ambito extraurbano, perché lo ricordiamo, la provincia destina parecchi milioni di euro alla tematica dei trasporti e quindi è necessario sapere quanti e quali soldi vengono spesi e dove vengono spesi. Quindi forse questa forzatura è stata voluta da CTV anche per andare incontro alle esigenze della provincia di sapere esattamente quali sono i flussi di traffico delle persone a bordo dei mezzi pubblici, perché appunto ci sono milioni di euro che si giocano ogni anno. Ecco, parliamo invece per quanto riguarda la viabilità. Quali sono gli interventi principali da parte della provincia nel prossimo futuro? Discuteremo proprio lunedì in commissione, in cui presenteremo il nostro piano degli asfalti e poi mercoledì lo discuteremo in giunta. 2.200.000 euro di asfalti, di nero, di nuove strade nere che verranno rifatte, che si vanno ad aggiungere al 1,6 milioni grosso modo dell'anno scorso, e complessivamente stiamo lavorando a circa 2 o 3 volte quella che era la media della precedente amministrazione provinciale. Quindi più manutenzione, più sicurezza stradale, che è dove la gente rischia, e meno nuove infrastrutture, soprattutto per andare incontro alle esigenze proprio delle nostre strade, dei milioni di turisti che transitano, e quindi questo credo che sarà un intervento enorme che tra poco i nostri cittadini della provincia di Venezia noteranno in tutte le strade provinciali, oltre ai grandi cantieri che sono già aperti e che si apriranno durante l'anno, ovviamente. Quindi diciamo nuove strade, ma soprattutto poi il rifacimento, insomma, di quelle che sono... Sì, una doppia filosofia. Mentre per anni si è pensato solo a costruire nuove strade e nuove infrastrutture, poi dimenticandoci che queste strade hanno bisogno anche di manutenzione, noi invece ragioniamo con una logica di pianificazione, quindi ci è voluto un anno per censire tutta la nostra rete, per capire quanti alberi abbiamo, quanti chilometri di guardrail da sostituire abbiamo, quanti chilometri di asfalto dobbiamo riasfaltare, quando dovremo riasfaltarli, perché ogni strada si deforma, si distrugge a seconda del traffico, e quindi un anno di pianificazione, questo secondo anno di amministrazione in cui stiamo realmente agendo anche in tempi di crisi, e questi sono appunto milioni di euro che poi vanno giustamente nel lavoro della gente. Bene, io ringrazio l'assessore Prataviera e continuiamo a